Vieni a Matera, è ovvio che salverai questo video per sapere dove mangiare la miglior cucina tipica. Parliamo del primo ristorante nato fra i sassi di Matera circa 35 anni fa e che sorge in questa location a dir poco stupenda. E c'è anche questa suggestiva terrazza panoramica. Ho scelto il menù degustazione ed ho iniziato da una serie di antipasti della tradizione. Uno più buono dell'altro e non può mancare un assaggio dei peperoni cruschi. A seguire le orecchiette con pomodorino fresco, salsiccia pezzente e funghi cardoncelli. Capocollo cotto a bassa temperatura e laccato al miele con scarola, una carne che si scioglieva. Poi un fuorimenù, il raviolo liquido con pecorino di moliterno e tartufo. E anche un secondo extra, le ribs con fondo bruno, con la carne che solo a guardarla si staccava dall'osso, una cosa pazzesca. Si chiude con la mousse di ricotta, cioccolato e fichi su biscotto croccante. Da Austin Matera il menù degustazione costa 38 euro. Il locale è anche pizzeria, nominata tra le eccellenti della Basilicata. Austin da non perdere a Matera. Buonasera a tutti, benvenuti al nostro format Poesia e Musica, la musica e poesia, la 49esima puntata. Questa sera omaggiamo i vincitori della sezione Poesie Edite a tema libero del concorso La magia del Natale, seconda edizione indetto da Officina Mediterranea, al quale hanno aderito vari artisti in tutte le sezioni. Anche la numerosa partecipazione alla premiazione che è avvenuta a Matera il 19 e 20. Saluto il nostro regista Donato, il quale è presidente dell'associazione, nonché ideatore del premio. Saluto gli ospiti vincitori. Alfredo Santaniello, primo classificato con la poesia Portami, Savino Sarno, secondo classificato con la poesia Terre Rare, ed è con noi una finalista, carissima Franca, con la poesia La quiete fiorisce. Adesso ascoltiamo la sigla e poi discutiamo un po'. A dopo. Sei nata senza nome e non riesci a sentire quando ti chiamo vieni per te far venire a dormire. E mo tu chiami sola, nessuno ti consola, nessuno ti consola, e abbracci stai lenzuola. Scorrere in la gara quando non riesci a dormire. Allora, volevo prima di tutto ringraziare il nostro attore Rino Sorino, che ha interpretato e che ascolteremo i testi delle vostre canzoni, delle vostre poesie. Adesso facciamo un giro molto veloce, una domanda per tutti. Prego di rispondere velocemente, così poi ci addentriamo nella puntata. Volevo chiedere agli ospiti come è stato partecipare diciamo, al concorso con una poesia a tema libero, cioè libertà, senza tema, e come avete appreso, con quale diciamo, gioia avete appreso la notizia della vincita. Iniziamo da Alfredo per ordine
divisione, diciamo, ok? Velocemente. Grazie. Buonasera, sempre un grazie a tutti, è stata una bellissima esperienza avere un'occasione che appunto è stata un'occasione di libertà, perché si è avuto la possibilità di portare un testo poetico che si sentiva veramente come proprio, senza quei binari preordinati che dà un tema, e di conseguenza non è stata solo un'occasione, ma un'occasione di libertà, in termini proprio di libertà di pensiero, di espressione e di parole in generale. Come ha preso la vincita? È stata una bella botta di gioia, possiamo dire, anche perché chiaramente non me lo aspettavo, e di conseguenza c'è stato l'effetto sorpresa, anche perché io scrivo poesie di carattere veramente molto diverse, e è stata premiata il primo posto con una poesia che ha delle particolarità, perché ho scritto tante poesie di amore e questa ha una particolarità. Poi ne parleremo. Adesso ascoltiamo come il nostro carissimo Savino. Savino, tu dici come scrivere, inviare un testo in libertà. Allora, diciamo che per me molto spesso è più semplice partecipare a un concorso dove c'è un tema, perché comunque magari scrivo un testo legato a quel tema e diciamo diventa più semplice. Trovo anche più complicato. Mi sentite? Sì. Ok. Molto spesso trovo, diciamo, più complicato mandare un testo a un concorso a tema libero, perché comunque diventa poi soggettiva la lettura, quindi di conseguenza resta sempre l'incognita, diciamo, se può comunque colpire quel testo. Io scrivo testi diversi, soprattutto contemporanei, quindi molto anche attuali, quindi di conseguenza la poesia che poi ha vinto, insomma, è un po' particolare e non è di facile lettura, perché comunque Sì, parla di un tema fa riflettere molto, molto sì. profonda. Io non riesco E come a ha sentire. preso la vincita? Sicuramente, come diceva anche Alfredo, insomma, ovviamente con immensa gioia, perché vuol dire che insomma qualcuno ha letto ed è stato toccato poi non solo nei sentimenti ma anche nel pensiero rispetto a quello che ha letto. Quindi Dai tuoi versi. molto contento. Grazie. Allora, adesso Franca, tu sei una delle finaliste premiate. Il tuo testo è La quiete fiorisce. Dici tu, com'è bello, com'è inviare un testo in libertà? Allora, ma mi sentite? Perché io Certo che ti sento. Con la tua non voce sentivo l'audio, non ho sentito l'audio del ti chi mi ha sentiamo con la tua voce preceduto. squillante come la Allora, mia. benissimo. Devo fare una rettifica. Il mio testo è Seminare. Ho Sì, partecipato con Seminare. sì, scusami tu. No, Scusami tu. figurati. Sì, e con Libero la poesia. Allora, innanzitutto è stata una bellissima esperienza, ho avuto modo di conoscere persone splendide sulla mia stessa onda, come te, come altre, sulla mia stessa onda poetica, perché è un mondo particolare, non tutti possono comprenderlo se non siamo, insomma, sullo stesso binario, no? Quindi è stata una In bella sintonia. soddisfazione. Siamo in sintonia ed è bello essere con gente, sì, così. Quindi è stata una bellissima esperienza a Matera. Sì, questo. Da rifare. Partecipare con una poesia libera, sì, è stato qualcosa di interessante, anche perché ho presentato un mio progetto, delle poesie che sono nate dal mio ultimo progetto, magari ne parliamo dopo, che è Libero la poesia, appunto. Adesso ascoltiamo, per ordine giustamente di vincita, le poesie. Ascoltiamo la prima di Alfredo, letta, interpretata Portami. ovviamente. Sai che ti dico? Mi hai fatto un invito e questa sera ti dico, l'accetto.
Portami un po' dove ti pare, a 2 passi dal cielo, a 2 metri dal mare. Portami lontano dalla banalità, da tutto ciò che è scontata ovvietà. Facciamo un giro su un'altalena in questa notte di luna piena. Cantiamo per strada un pezzo romantico mentre la folla ci scivola addosso. Portami un po' dove ti pare, sull'arcobaleno, su un'astronave. Portami fuori dal virtuale dove esistiamo e ti posso toccare. Facciamo l'amore, facciamolo strano, su un aereo che vola, ma contromano. E portami un po' a disegnare l'infinito su un foglio che non ha confine. Portami dove c'è ancora l'amore e la gente s'abbraccia per puro piacere. Portami con te, portami per mano, lì dove piove ma è sempre sereno, lì dove il sole rinasce e non muore, dove il tuo essere non ha confine. Sai che ti dico? Mi hai fatto un invito e questa sera ti dico mi fido. Portami un po' dove ti va, senza programmi, in libertà. Carissimo Alfredo, mi ha incuriosito questa poesia e ti faccio questa domanda. La società del XXI secolo è radicata sulla diffidenza dell'altro. Nella tua, che sembra più filastrocca, diciamo, come strutturata, tu ti affidi e ti fidi. Il tuo è un grido all'umanità a ritrovare la fiducia nell'essere umano. A costruire la fiducia, Ah, che è è diverso, bello. nel senso, se una persona impara a conoscere se stesso, allora ha la possibilità realmente di conoscere l'altro e di strutturare un rapporto che è basato su tanti elementi razionali, emotivi e spirituali. Di conseguenza, il, possiamo dire, dramma della società contemporanea è in un certo senso, a mio parere, questo, la sostanziale incapacità del venir meno di quelli che sono i fondamenti che portano un essere umano ad avere la capacità stessa di amare. Lì dove nel momento in cui si rifiuta l'amore, che è il leitmotiv di tutti i libri che ho scritto di poesie, non solo, anche della saggistica, si va a rifiutare l'unica vera forza trasformativa non solo della persona, ma anche dell'io con l'altro. Di conseguenza, se io non amo me stesso, non sarò in grado di amare l'altro, e quindi, come dire, il tema di Eros e Thanatos. Nel momento in cui nella storia l'uomo disimpara per tutta una serie di fenomeni ad amare se stesso, non sarà in grado di amare l'altro e non sarà in grado di costruire qualcosa di buono nella vita. E quindi tutto il leitmotiv delle mie opere è questo: l'amore come unica vera forza trasformativa dell'io con l'altro per costruire un mondo migliore. Il mondo di oggi ha una sostanziale incapacità di amare. È molto, diciamo, difficile, ma è purtroppo la verità, vista la situazione che c'è nel mondo, tra guerre, intolleranze varie, c'è proprio l'incapacità di amarsi e di amare, purtroppo. Ascoltiamo la seconda poesia, Terre rare. Terre rare. Nel ventre oscuro della terra, dove il silenzio pesa come ferro, dormono i semi del futuro. Terre rare, nomi senza voce, misteri scolpiti in polvere sottile. Le mani scavano, cieche di speranza, in cerca di scintille per accendere il mondo. Uno schermo, un satellite, un cuore digitale che batte solo grazie al respiro del suolo. Lantanio, neodimio, disprosio suonano come preghiere d'alchimia, ma sono catene lucenti, invisibili, che legano il progresso alla fame, la luce al buio di chi estrae. Ogni metallo è un eco di sacrificio, una voce antica che si consuma tra montagne svuotate e fiumi muti. Eppure da quella polvere amara nascono le stelle delle nostre città. Così il mondo gira, magnetico, sospeso tra necessità e colpa, terre rare,
cuore segreto del moderno, voi che bruciate in silenzio per farci credere di toccare il futuro. Molto molto enigmatica anche come poesia. Allora, carissimo, il testo elenca materie vecchie e nuove, custodite nel cuore della terra. Mi ha colpito la seguente frase, che legano il progresso alla fame. Ci spieghi per l'autore che senso ha questo verso? Intanto ti ringrazio e ringrazio anche Rino, insomma, per aver letto la poesia, perché sempre un certo effetto puoi sentire gli altri che leggono una cosa che hai scritto. Allora, diciamo, questo testo parla di una contraddizione molto, molto forte, cioè la contraddizione tra il progresso e poi lo sfruttamento. Ovviamente la natura è la vittima in questa circostanza e l'uomo, insomma, ne ha la responsabilità. Ovviamente quando l'uomo insomma, sfrutta la terra per la tecnologia, le conseguenze sono davvero drammatiche per la natura stessa e anche per l'uomo, perché ci sono tante storie in tante nazioni dove si fa questo processo, tante storie dove tanta gente ha anche perso la vita per estrarre determinati minerali che sono poi indispensabili per la tecnologia. Quindi di conseguenza noi adesso la stiamo sfruttando per questo collegamento, ad esempio attraverso il computer, un cellulare, uno smartphone, o parliamo di un satellite, però dietro ci sono tante storie anche drammatiche, oltre al danno poi causato alla terra stessa, che noi neanche immaginiamo, insomma, non ci soffermiamo, quindi di conseguenza la fame sta in questo, cioè ciò che rimane è davvero diciamo, una carestia poi di sentimenti, perché ci sono persone che comunque soffrono a causa della perdita di una persona che ha dedicato la vita a questo lavoro, però poi ci sono persone che comunque combattono per la natura con pochi risultati. Non possiamo dire che non ce ne sono pochi, ci sono pochi risultati a riguardo, perché gli interessi economici dietro alle terre rare sono incalcolabili, quindi di conseguenza diciamo la colpa dell'uomo è notevole a riguardo, quindi io parlo di questo, è un messaggio diciamo di denuncia nei confronti dell'uomo, benché poi noi stessi comunque usufruiamo di questa tecnologia. Ti ringrazio. Adesso ascoltiamo Semina di Franca Canitella. Seminare. Ogni luogo ci appartiene. Anime amiche di ataviche esistenze si incontrano, si riconoscono, s'abbracciano nell'eterno fluire di un tempo senza fine per curare e rafforzare il germoglio di un mondo migliore, già nato, mai estinto e da sempre salvato. Ognuno col proprio, tra l'inquieto bagaglio di vita, continui a renderlo eterno, che sia riverbero, illumini cuori cupi, riscaldi speranze, rinnovi cammini di pace e fratellanza, lasciando al vento il buon seme dell'umiltà a prolificare umanità. Bellissimi versi, carissima. Grazie. Ti volevo Dimmi. chiedere che cosa seminano oggi i giovani? Bah, i giovani cosa seminano oggi è quello forse più che, diciamo che siamo noi che abbiamo seminato quello che dovrebbero raccogliere i giovani. I giovani hanno il loro entusiasmo e hanno quell'entusiasmo giovanile di voler ottenere tutto e subito, però siamo noi adulti ad aver già seminato per loro, no? I giovani continuano a seminare perché essendo giovani più che semina loro ora vogliono raccogliere. Io penso che per iniziare a seminare bisogna avere la maturità giusta, no? Ecco, È un cammino seminare, non è semplice seminare. Cioè, bisogna che i giovani siano preparati da noi adulti preparati, maturi. alla futura semina, no?
Quindi Con Seminare non io c'è- apro, sì, una raccolta di poesie. Un mio sì, sì. ultimo lavoro, appunto Libero la poesia, che non è solo un testo di poesia, anzi ho notato che ci sta seguendo Giovanni Nicotera, che lo saluto e lo ringrazio ancora, perché ha collaborato con me in questo libro. Oltre ad ogni poesia ho voluto accostare una canzone di Battiato è una frase di un filosofo o uno scrittore dei nostri tempi. E a questa poesia, appunto, Giovanni Nicotere, che è uno studioso di Battiato e un filosofo, ha voluto abbinare le nostre anime. E se posso, vorrei solo citare questa frase. Le nostre anime cercano altri corpi, in altri mondi dove non c'è dolore, ma solamente pace e amore. Amore. Poi ho chiesto a uno studioso di aiutarmi anche con delle frasi, perché è una Sì, ma sinergia questo lavoro. Dimmi. riguardo al testo ne parliamo con l'altra poesia. Ah, ok. Tu hai inviato No, un no, altro io sto testo. parlando di questo testo, Sì, seminare. ma noi spieghiamo solo la poesia Ah, in ok, questo ok. momento, altrimenti ci Sì. sfugge il tempo e non E no, è ascoltiamo le proprio altre. questo perché ti volevo dire la semina. Perché se non facciamo trovare anche i giovani, no? Un terreno fertile per la semina, cioè io volevo sempre ritornare con Ah questo sì, al tuo discorso. Quindi in realtà cosa abbiamo seminato, cioè che terreno abbiamo lasciato per seminare oggi ai nostri giovani? E questa è la domanda che dovremmo porci, io no? È un pensavo terreno che d'amore, di pace sì, o no? hai ragione, però Eh. io pensavo che ad ogni età si semina qualcosa. Fondamentalmente anche un giovane semina l'affetto e l'amore nei confronti dei suoi amici, della sua Ma famiglia, semina comunque qualcosa, qualcosa in ogni tempo si semina. Questa era la mia sicuramente. la Sì, sì, missione ma del sicuramente, sì, sì, ho capito. Ma che ho infatti vedi avuto poi io le del poesie, testo. vedi la bellezza delle poesie, che chi le scrive poi è un dono di chi le coglie e ognuno ha il suo modo di coglierla, Coglierle, no? giusto. Sì. Quindi tu Certo, le hai colte in questo modo per i giovani. Diciamo che i giovani sono un po' lontani dalla poesia, eh? Bisogna riavvicinarli innanzitutto alla poesia, o è no? vero, è vero. Mm. Adesso facciamo un altro giro. Ognuno di voi ha inviato un testo, lo legge e quindi iniziando sempre da Ah, Alfredo, il primo classificato, ne dice anche il titolo e poi io gli pongo la domanda. Alfredo, l'anima gemella, giusto? Sì, sinceramente non mi ricordo, ma ne posso prendere anche un'altra perché No, l'anima gemella perché la domanda era relativa all'anima gemella, in quale testo era? Perché altrimenti la poi... leggo io. Ma sì, la legga lei, La leggo io? certamente. L'anima gemella. Ci facciamo tanti calcoli e poi parla il cuore e tutto tace. Ovviamente voglio sottolineare che tutti i testi, essendo a tema libero, sono già stati pubblicati in edizioni in libri degli autori, quindi diciamo sono già conosciute dagli amanti di questi carissimi poeti. Allora, Alfredo, la mia domanda semplice è: lasciamo davvero oggi parlare il cuore? Eh, è una bella domanda, addirittura che tocca anche temi teologici, perché la mia poesia arriva anche a toccare temi interdisciplinari. Spesso abbiamo un cuore di pietra, chiuso, e non un cuore di carne che è in grado di sentire. E questo è uno dei più grossi ostacoli che si abbiano nelle relazioni umane, nelle diverse sfumature dell'amore, che possa essere l'amore erotico, l'amore fra amici, l'amore fra parenti, l'amore inteso come addirittura amore spirituale, toccando alcune tematiche che sono quelle della fiamma gemella e dell'anima gemella. In primo luogo, che cosa sono
da un punto di vista concettuale, parliamo di fenomeni razionali, di fenomeni emotivi o di fenomeni addirittura di carattere spirituale. Nella poesia L'anima gemella mi sono rifatto sia, diciamo, a studi di carattere teologico che a studi di carattere filosofico. Pascal, il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce, ma siamo noi oggi in grado, avendo rifiutato il sentire veramente noi stessi, avendo non sviluppato quell'empatia necessaria ad ascoltare noi stessi, riusciamo ad ascoltare il cuore il cuore cosa dice? Perché nel momento in cui, faccio un esempio molto pratico, molto spicciolo, capiterà sicuramente ai giovani, vado in una discoteca, ok, buona, fattibile, 6, 7, 8, perché scollatura, minigonna, poi dopo ti giri in un jeans e una maglietta, si dice a Napoli, si incrociano gli sguardi e negli occhi c'è lo specchio dell'anima, tu sprofondi in quello sguardo e il cuore parla e tu lo ascolti se non è un cuore di pietra. Quindi il cuore parla chiaramente e da qua ho scritto l'anima gemella, cioè siamo noi oggi in grado di ascoltare un cuore che non è allenato all'empatia? E quindi l'importanza di quella che si chiama intelligenza emotiva. L'importante quindi è analizzare sempre se stessi, cioè di arrivare dentro di sé, partire da se stessi. Se uno non è in grado di ascoltare se stesso, come cacchio fa a ascoltare gli altri? E come fa a percepire anche l'ambiente nel quale si trova? Quindi il conosci te stesso è il presupposto fondamentale per conoscere veramente gli altri. Per esempio questa puntata si chiama, ed è bellissimo il titolo, La poesia e musica, la musica e poesia. E a proposito dell'anima gemella, si toccano nella mia ricerca poetica, fiamma gemella, anima gemella, quando una persona è innamorata, tu la senti, la vedi e la riconosci come se già l'avessi conosciuta, non è mito, non è leggenda, è anche un qualcosa supportato dalle ultime ricerche scientifiche in termini di fisica quantistica, di energia, cioè dove troviamo, se vogliamo avere una conferma, no, dell'esistenza o meno dell'anima gemella, perché qua non stiamo toccando temi banali, cioè qua stiamo toccando l'essere delle cose, l'essere come amore, il Deus est caritas, nel senso di amore, no? E la capacità di ascoltarsi è il presupposto della capacità di ascoltare, riconoscere, comprendere l'altro. Per esempio, se uno va a leggere le Sacre Scritture e legge di Adamo ed Eva, Eva ce l'ha davanti, Adamo si specchia in Eva, si riconosce e c'è un profondo, molto profondo, appunto psicologia del profondo, significato in questo. L'altro è specchio di me stesso. Non sono io e l'altro o io contro l'altro, io con l'altro. Ti ringrazio per la spiegazione. Adesso legge Savino Ombre e spiragli. Se puoi leggerla tu per me non è un problema. No, non ti preoccupare, legge. Forse la cadenza dell'autore dà più importanza ad alcuni versi rispetto a quelli che posso dare io. D'accordo. Volevo fare comunque complimenti sia ad Alfredo che a Franca, che insomma è davvero, diciamo, un arricchimento personale sentire insomma quello che dicono a proposito dei loro testi. Veramente complimenti. Mi sento davvero onorato di essere con voi questo pomeriggio. Allora, la poesia si chiama Ombre e spiragli, è legata alla fotografia che è arrivata al terzo posto sempre nel concorso che c'è stato di Natale. Quindi diciamo, il testo nasce diciamo, a motivo dallo di questa scatto fotografia. fotografico. Esatto.
Allora, ombre e spiragli. Nel campo vasto delle possibilità, dove il sole filtra tra rami incerti, giace il seme delle opportunità, silenzioso ma pronto ai cieli aperti. E voce lieve che chiama a creare, un ponte teso tra sogno e coraggio. Richiede cuore, pazienza e osare, il passo giusto nel tempo selvaggio. Ma accanto cresce, all'ombra dello stesso, una pianta d'aspetto seducente, l'opportunismo, lucido, dimesso, che imita il fiore con mente serpente. Non cerca frutti, ma solo raccolti, non seminari, ma porte già aperte. Spreme momenti già quasi sepolti, baratta verità per vie più strette. L'opportunità è l'arte del costruire, il gesto che pensa anche al domani. L'opportunismo, l'arte del capire con mani pronte ma occhi lontani. Eppur, tra spine e foglie d'inganno, il cuore saggio sa ben distinguere. Non tutto ciò che brilla ha valore, non tutto ciò che attende è da fingere. Perché nel tempo che chiama e consuma si mostra infine con chiara figura. L'uno è vento che porta ventura, l'altro è fumo che lascia paura. Il testo affronta uno spaccato della società non solo moderna, merito e sotterfugi. Quando rende malata la società questo dualismo? Una bella domanda. Allora, diciamo tantissimo perché questa riflessione, diciamo, sull'opportunità e l'opportunismo, questi due concetti che molto spesso si confondono, hanno davvero un significato molto profondo. E, diciamo, io voglio spiegare come in realtà la vita è fatta di opportunità. Però ci vuole sacrificio, ci vuole studio, ci vuole preparazione, ci vogliono insomma le competenze e ci vuole anche pazienza poi per raggiungere i risultati. Mentre purtroppo accanto a noi molto spesso abbiamo persone insomma che sfruttano il momento, sfruttano il sacrificio altrui per poter arrivare insomma ai loro obiettivi. E infatti lo definisco come un serpente che quasi sì, che quasi insomma si camuffa in verità e quindi di conseguenza molto spesso questo purtroppo accade. Però in realtà chi trova le più grandi soddisfazioni sono tutte quelle persone che comunque fanno un sacrificio nella loro vita e quindi di conseguenza quando otterranno un risultato avranno la coscienza a posto, insomma la coscienza pulita perché non avranno calpestato nessuno per poter arrivare al loro obiettivo. Sostanzialmente è questo, insomma. Bello, 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 perché alla fine ciò che fai con i sacrifici, diciamo, ti rende migliore, ecco. E questo è il bellissimo messaggio. Adesso ascoltiamo la poesia di Franca. La poesia si libera, libera la poesia. Non potevamo chiudere con un canto alla poesia. Dai, carissima Franca. Leggi tu, cara? No, Leggo leggi io. tu. Guarda che come hai letto prima mi hai invitata a chiederti di leggere questa poesia, però se non la vuoi leggere la leggo io. Io arrivo a metà e mi emoziono, quindi è meglio evitare. Veramente? Sì, perché mi coinvolgono i testi poi, Ma perché hai letto benissimo prima, veramente, mi hai, sai? Ecco perché volevo riprovare e far riprovare a chi ci ascolta E poi lo faccio un stesso ritmo. torto a Salvio che non ho letto Ok, la ok, poesia. basta, chiudo. Va bene, leggo. Libero la poesia. Si innalzano versi, lievi come soffioni, si offrono allo spazio, vibrano sulle corde della vita, si trasformano magicamente in note, si innalzano come aspiri con la meraviglia di chi ha imparato a sognare. Libero la poesia da false strofe elitarie, dal sapore finto di chi si elegge poeta e profeta, da ogni minestra insaporita da inganni, da ogni schiavitù visibile e invisibile. Apro la gabbia dell'inutilità, costrutto da saggi, contraffatti, conclamati mentori. Spalanca le ali e vola lontana, restando in altura, meglio godrai
per mai atterrare, resta ribelle e libera, libera e ribelle, come solo da lassù potrai essere. Bellissima. Quali sono, Franca, gli Mm. elementi che rendono libera la poesia contemporanea di oggi? Sai che è una bellissima domanda, perché guarda, io leggo tanto, è un po' come la vita, no? Ci sono tante, tutti siamo bravi a dire delle bellissime parole, ad esprimerci in amore, in libertà, però poi nella concretezza siamo i primi ad ingannare, a voler primeggiare, a voler cioè, e questo è liberare la poesia, liberare un po' noi stessi, cioè stare attenti veramente a quello che diciamo. Poi quello che scriviamo dobbiamo anche esserlo. Siamo in giro c'è solo tante bellissime parole. Ogni giorno, no, leggiamo di bello, però poi, cioè, il male esiste e da chi nasce se non dagli esseri umani? Magari gli stessi che si proclamano bravi, no? Facciamo la guerra per Pacifisti. ottenere la pace, no? Facciamo la guerra per avere la pace. Ecco, già questa la dice tutta, no? Sì, 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 è È così. questo. Allora, Alfredo, volevo chiederti, dov'è Alfredo? Tu, Presente? come hai detto prima, hai fatto più testi d'amore, solo questo testo, diciamo, è più particolare, questo che hai inviato. Quanti testi hai scritto fino adesso? Diciamo Non di mi senti? poesia di amore non so il numero preciso perché sono arrivato a 4 libri pubblicati. Sostanzialmente è un Mm. cammino, appunto, come dicevo, sull'amore come forza trasformativa. La poesia che ha vinto, e vorrei fare i complimenti anche agli altri partecipanti perché nei vostri testi io mi specchio parecchio nelle tematiche trattate, nel modo, nelle dinamiche anche, insomma, che ci sono, perché io tratto temi molto variegati, insomma, per quanto riguarda il mondo contemporaneo. E allora la poesia che ha vinto, Portami, in realtà è una poesia di amore, ma è stata scritta in un momento di profonda solitudine e silenzio, Mm. perché è una poesia che descrive un amore ideale ed è Sì. estremamente diversa dalla poesia che è stata letta come seconda, c'è poesia L'anima Mm. gemella, dove invece è una poesia che è stata scritta per una persona. E allora noi ci facciamo oggi tanti, come dire, calcoli, no? La persona che voglio deve essere così, deve avere questo, deve avere questa, una specie di lista commerciale della spesa dove uno si costruisce un'immagine, poi dopo ti trovi una persona davanti e parla il cuore. È qui che si capisce, no, la differenza fra la prima, l'amore È per la me, seconda. che cos'è l'amore? E la seconda, mi sono trovato l'amore davanti. E nella mia poetica, perché ormai con tutti questi libri, arrivati al quarto, è un corpus, no? Mi pongo anche tantissimi interrogativi. Proprio sul tema c'è dell'amore, che è un tema fondamentale ed universale, cioè appunto anima gemella, fiamma gemella, capacità di ascolto del proprio cuore, empatia. Prima la domanda è se non ci fidiamo degli altri. No, benissimo, è verissimo. Senza fiducia non si può costruire niente, perché se io non mi fido di te e l'io con il tu, no? È che puoi costruire Ecco. niente. Non puoi costruire Eh, niente, non puoi costruire sì. un'amicizia, non puoi costruire una relazione Ma come solida. diceva anche Franca prima, se non hai oltre la fiducia in te stesso, cioè nel senso che se non vivi ciò che scrivi, se non ti relazioni anche con te stesso nella verità, perché è molto semplice molte volte declamare, però poi anche nella sostanza devi dimostrare ciò che sei attraverso la vita concreta, le azioni concrete, giusto? Posso fare un'osservazione?
io nelle poesie che scrivo ho accolto un attimo una sfida, perché si dice che il poeta può parlare solo di quello che ha vissuto, di quello che ha provato. A mio parere, invece, se si matura realmente una capacità di ascolto dell'altro, tu puoi tranquillamente narrare anche le vite degli altri e puoi narrare anche, diciamo, dei fenomeni, insomma, che si verificano nella società. E quindi questa è una sfida, cioè il poeta deve parlare per forza di sé o ha sviluppato una capacità di ascolto per cui anche scrivendo in prima persona può narrare le vite degli altri, che è una cosa importante, perché significa comprendere l'altro, veramente. Ma se c'è empatia, il poeta deve parlare anche della vita degli altri, perché è capace di cogliere ciò che con la poetica, con la sensibilità, ciò che è la vita degli altri, almeno secondo il mio punto di vista. Ma sì, perché se non c'è l'empatia, non c'è la Appunto. compassione, non c'è la pietà, cioè Ecco. si finisce automaticamente nell'ambito di uno dei temi che io poi tratto in saggistica, nei processi di deumanizzazione, che sono una delle cose più gravi, anzi la cosa più grave, posso dire pienamente, che può esistere nei corsi e nei ricorsi storici. Nel senso, quando tu vedi l'altro come un oggetto da usare, come un numero in un bilancio, o vedi l'altro come un animale da sfruttare, si verificano le peggiori aberrazioni nella storia dell'umanità. Vero? Questo è un tema centrale. Molto importante. Savino, tu hai detto poco prima che ti diletti anche nella fotografia. Raccontaci un po'. Diciamo che la fotografia nasce prima, diciamo, della poesia. Sin da piccolo, insomma, mi sono sempre dilettato nella fotografia. Avevo 7 anni e i miei genitori li ho costretti a comprarmi una macchina fotografica professionale. Poi, insomma, come tutti i bambini che man mano che crescono, insomma, magari mettono da parte una determinata passione perché magari ne nasce un'altra, come quella della Ne nasce scrittura. un'altra. Esatto, però in realtà poi le cose diventano anche complementari, perché negli ultimi anni praticamente quello che vado a fotografare molto spesso lo associo anche alle cose che scrivo. Mi trovo molto d'accordo con quello che diceva Alfredo poc'anzi in merito al fatto che io non scrivo solo, diciamo, cose che sento che mi riguardano. Se parlo dell'amore, scrivo ciò che mi riguarda, scusa, ciò che mi riguarda, perché la mia musa ispiratrice, insomma, è mia moglie in questo. Però in realtà, come dice Vera Politkovskaya, che è, insomma, una giornalista russa, che adesso non c'è più, lei scrive di ciò che vede e io faccio la stessa cosa, cioè ciò che vedo in realtà mi porta a mettere su carta quello che penso, perché sono un essere umano pensante non solo con dei sentimenti ma con dei pensieri e li voglio condividere con altri. Quindi di conseguenza faccio questo in realtà, perché poi anch'io come Alfredo scrivo, non ho un tema, diciamo, centrale, in realtà è in base a quello che succede. Quando ho scritto Terre Rare era diciamo una parola che sentivo molto spesso nei media e quindi mi ha indotto a fare una riflessione. Quando ho scritto Ombre e Spiragli è perché comunque magari si vivono delle situazioni e quindi traggo spunto da questo. Come anche in questa settimana che è trascorsa ho scritto, perché faccio l'opinionista per alcune testate giornalistiche online e quindi di conseguenza questa settimana ho scritto le mie opinioni in merito ad esempio ai testi delle canzoni di Sanremo, che ovviamente rimangono le mie opinioni. Okay. O comunque mi ha colpito la morte del bambino per la questione del trapianto e ho scritto un testo per lui rispetto magari quindi ciò che ci circonda, esatto, ovviamente. sì.
Esatto, esatto. Quindi diciamo perché comunque la Franca, sì. molte tue poesie hanno senso melodico, quella melodia che proprio nasce dalla parola. Da dove nasce in te questo senso melodico? Ti piace la musica? Da dove attingi questa melodia? Ma evidentemente è un po' innata, sì, la musica mi accompagna. Eh, Io non riesco a mm, scrivere se non ho un sottofondo musicale. Anche i miei romanzi, cioè devo avere l'atmosfera giusta e soprattutto la musica giusta, perché mi mm, aiutano ad entrare nella dimensione giusta di quello che voglio esprimere. E la musica è molto importante per me, sì. La musica e anche le immagini, quindi la fotografia, sì. Infatti i miei libri sono pieni di fotografie e di richiami alla musica, ma proprio la vita quotidiana per me è importante, la musica, cioè mi mette in una dimensione di pace, ovviamente la eh, musica giusta, sì. ovviamente. Grazie, la musica è una grande ispiratrice anche, penso, no? Sì, 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 sono d'accordo. E poi mette pace, ecco, Mette diciamo, e pace, sì. quindi diciamo, è entrare in quel mondo dove tu ti relazioni con te stessa e riesci poi a scrivere, cioè Sì, desideri. sì. Io ringrazio tutti, spero di aver, diciamo, evidenziato bene i vostri testi e volevo passare la parola al nostro regista perché noi abbiamo in cantiere altri festival, altri incontri e Donato eh, doveva accennare qualche festival che viene a breve, ma non vedo il mio Grazie a regista te, Donato. grazie a te e a Spero di essere Donato. stata all'altezza. Grazie a te, Eccomi qua. grazie a Donato e grazie a tutti voi per quello che fate, per le parole, per la musica e per tutto, ma soprattutto anche a Donato che è non lo so, un Allora, calderone di tante cose. Complimenti. Prima di salutarci, grazie. ecco, Intanto, avvicinami di ecco qua. Sì, intanto buonasera a tutti, complimenti per le vostre opere. Noi ci siamo già visti con tutte e tre anche di persona a Matera, ma c'era anche Roberta, quindi abbiamo avuto modo insomma di conoscervi di persona. Avviso anche tutti i nostri ascoltatori che ovviamente in quanto voi siete iscritti a Officina Mediterranea vi vedranno anche nelle prossime puntate per presentare i vostri libri anche separatamente in altre puntate, quindi ritornerete, quindi avvisiamo. Allora, come sapete abbiamo terminato la nostra seconda edizione del Festival La Magia del Natale a Matera e avevamo fatto un bel festival di 3 giorni, ma diciamo il nostro staff è talmente grande, talmente pieno di entusiasmo che abbiamo deciso, ci proviamo almeno, abbiamo quinduplicato gli eventi per il 2026 con 5 festival. Partiamo con il primo festival che è questo abbinato alla Scienza di Foggia, siamo stati chiamati dal nostro partner proprio dal Festival della Scienza di Foggia per creare un festival ad hoc su misura. Infatti il festival si intitola Aberrazione dell'intelligenza artificiale, ci sarà una parte letteraria, una parte artistica, una parte per arti visive, inteso come fumetto, insomma come fotografia, eccetera, e la premiazione avverrà nella bellissima sala del Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia il 22, 23, 24 maggio e per mandare le opere c'è tempo fino al 18 aprile, potete richiederlo via mail, il nostro bando ve lo mandiamo tranquillamente, ma questa è soltanto la prima tappa, poi se ne aggiungerà un'altra fatta con inclusione storia che partirà già dalla settimana prossima e sulla terra di Lago Pesaro e Melfi, dopodiché ci trasferiremo in Abruzzo con un altro tema molto particolare, scenderemo quindi a Napoli con tema giallo, mistero, thriller, insomma
insomma un tema molto particolare, forse anche adatto alla cittadina partenopea, per poi tornare alla fine per concludere il nostro viaggio a Matera, visto che ci ha portato fortuna. Il Natale, secondo me, è uno scenario materano incantevole. Io detto questo, insomma, questo era il concorso che c'è. Se i nostri ospiti vogliono dire un'ultima cosa, un ultimo saluto, io mi fisso e vi lascio lo spazio. Ci sono 10 minuti. Volevo ringraziare Rino Surino per la lettura di nuovo dei testi. Vi saluto tutti. Salutate. Faccio una rettifica, scusami, Rino Soria. Rino Soria, non ci ammazzo. E saluto gli autori che sono intervenuti. Se volete lasciare Allora, Roberta, credo ti sei bloccata nell'ultima parte, non si è capito. Comunque penso che volevi dire, se volete fare un ultimo commento, un ultimo saluto. Sì, commento, saluto. Sì, ti eri bloccata, quindi non... No, okay. non va bene la linea a me. Abbiamo capito. Non mi vedo. Ok, fate un ultimo saluto, non so, Savino, Franca. Grazie a tutti, anche a chi ci ha ascoltato soprattutto. Grazie a chi ci ha seguito. Ringrazio Savino, ringrazio Alfredo. Grazie a tutti, mi associo anche io, stavo aspettando un segnale per parlare, per non accavallare gli altri. Un grazie a tutti, specialmente a Officina Mediterranea, che dà un'occasione affinché il pubblico ci conosca che comunque ci sono delle persone che scrivono, che lavorano. Piacere di aver conosciuto attraverso le opere gli altri autori, bellissime le vostre poesie, in cui ho detto mi sono specchiato in tantissimi punti, e grazie a chi ci segue ovviamente. Sì, grazie, anche io vi ringrazio anche Donato, anche te Roberta, che sei stata veramente insomma straordinaria nelle domande che ci hai posto, grazie di cuore, grazie anche a Rino che ha letto le nostre poesie, veramente ha fatto un ottimo lavoro, grazie di cuore. Allora, carissimi, alla prossima. Buona serata a tutti. Buonasera, ciao.